e del rapporto tra scienze umanistiche e informatica. Fra i suoi più recenti volumi vanno ricordati Le ragioni del latino, L'Epicuro di Bignone 100 anni dopo del 2023 e elemento che certamente aggiunge qualità alla sua figura di studioso e di docente, dirige a Genova l'Ensemble Ars Antiqua ed è organista della Chiesa di San Carlo. Il tema di questa sera è legato a, come dice il titolo, le ragioni del latino, dal momento che negli ultimi 50 anni lo studio del latino è stato oggetto di una progressiva diminuzione, forse anche oggetto di critica, invece in tempi recenti si constata che il ruolo che questa lingua può svolgere nell'educazione generale è davvero significativo. Ed è su questo argomento, e anche in particolare sulla necessità e la opportunità di ripensare a fondo lo studio del latino, che il professore ci parlerà questa sera. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie per questa presentazione. L'inizio della conferenza è stato lievemente esplosivo, adesso vediamo se il resto continuerà ad andare su questi toni e su questi decibel. Sì, l'invito, dicevo prima, agli illustri colleghi che mi hanno invitato mi fa molto piacere, perché come tanti genovesi sono sempre con la valigia in mano, non avendo potuto lavorare presso questa università, e quindi quando posso tornare a Genova, dove peraltro continuo ad abitare con la famiglia, sono sempre molto felice. Il titolo dell'intervento di oggi riprende il titolo del mio volume recente, appunto, che si chiama Le ragioni del latino, ma in realtà con uno sviluppo che poi ha avuto negli ultimi tempi, grazie anche a un progetto di ricerca europeo del quale vi potrò dire qualche cosa. La ragione delle mie riflessioni in merito hanno un fondamento di tipo assolutamente casuale, diciamo così. Casuale perché, data la mia età, io ho fatto ancora i concorsi nazionali dell'università, quando molto spesso si andava in giro, e finito per varie ragioni all'Università Cattolica, feci il concorso nazionale e concorso a cattedra, andai a vincere a Lecce e mi venne poi graziosamente comunicato che non sarei stato richiamato a Milano. E per fortuna mia, io a Lecce stavo benissimo, devo dire, ma ambiente molto ospitale, molto cordiale, studenti partecipativi, però ragioni pratiche che insomma sono intuibili rendevano difficile la situazione. La facoltà di lingue della Cattolica mi offrì di inventare in Università Cattolica un corso simile a quelli che sono molto frequenti negli Stati Uniti, anche in Inghilterra, cioè quelli che si chiamano di cultura classica ed europea, il che significava riciclarmi come latinista, vedere le lingue antiche in un certo senso da fuori, ma cercare di stabilire un rapporto tra la cultura moderna e contemporanea, oggetto degli studi di studenti di lingue, e la formazione classica e medievale, che era la mia. Devo dire che sono passati ormai più di 20 anni e sono molto contento di questo, perché ho imparato un sacco di cose, e la riflessione mia sul latino in quanto tale si è arricchita perché ho potuto farla in un certo senso lievemente dall'esterno. Non essendo pur essendo accademicamente un ordinario di latino, però non insegnandolo direttamente, l'ho insegnato poi in Svizzera per anni, ma ho potuto vedere leggermente dall'esterno la questione del latino, cioè confrontarla con la cultura di persone che sono orientate verso la cultura moderna e contemporanea, il che rispetto
ai colleghi latinisti per tutta la vita, per me è stato un grande vantaggio. Quindi queste riflessioni che vi faccio oggi sono riflessioni, devo dire, non voglio usare un'espressione banale, riflessioni di ottimismo, perché l'ottimismo e il pessimismo sono categorie un po' sceme andare a vedere alla fine, no? Ma semplicemente riflessioni di uno che ha potuto osservare il latino da fuori rispetto alla fucina, diciamo così, che normalmente fabbrica i docenti di latino. Il problema che ho sviluppato poi nell'ultimo anno, dopo la pubblicazione di questo libro, che sta andando clamorosamente bene, tra l'altro, quindi dovrebbe arrivare una seconda edizione, si spera entro qualche mese, inaspettatamente bene. L'editore Morcelliana è piuttosto stupito, insomma, della cosa, ma sta addirittura vendendo copie. Pensate un po' che cosa strana, un libro così che finisce per vendere copie, non si è mai visto. No, scherzi a parte, è adottato in parecchie università in Italia, quindi insomma la riflessione mia fondamentale che ho sviluppato è questa. Ripeto che non è sviluppata essenzialmente nel volume, ma che sto cercando di elaborare in questo periodo, cioè il rapporto tra educazione generale e educazione professionale. Non sono la stessa cosa e non vanno confuse. Nella mia seconda vita, diciamo, da musicista e musicologo, faccio un paragone con la musica. Noi tutti ci auguriamo che nelle scuole italiane ci sia, adesso sembra che le nuove linee dei programmi di scuola abbiano questa casella, tra l'altro sono nella commissione del Ministero per i nuovi programmi, quindi se avete lamentele potete picchiare me, così tanto per sicurezza. Ecco. Per esempio, avere in tutte le scuole, nell'educazione generale, un'educazione musicale che permetta agli italiani di distinguere un genere musicale, di essere in grado di ascoltare un brano musicale capendo quello che ascoltano, insomma, tutto questo noi ce l'auguriamo, ma non vuol dire che tutti debbano diventare violinisti o organisti. Quella è l'educazione professionalizzante, sono due cose diverse. Allora, la mia riflessione nasce da questo punto: non tutto può rientrare nell'educazione generale. Questo è fondamentale. Se noi pensiamo per esempio al ruolo che l'alchimia ha avuto per secoli nella cultura europea, io sono figlio di un chimico e quindi queste cose le ricordo bene anche per discorsi in famiglia. L'alchimia ha avuto un ruolo per tutta l'educazione generale in Europa per secoli. L'astrologia aveva un ruolo culturale centrale. Voi pensate per esempio alle camere di papi, vescovi, eccetera, con sul soffitto dipinto, sull'affresco del soffitto, dipinta la buona costellazione, proprio perché la dimensione non astronomica, astrologica, era centrale nell'educazione. Per esempio in campo l'alchimia, non ho messo la magia perché sennò finiamo a Harry Potter, però la questione è comunque fondamentale. Non tutte le materie possono far parte dell'educazione generale e non tutte le materie mantengono un ruolo nell'educazione generale stabile nel tempo. Un esempio linguistico: qualunque persona di alto livello culturale nel 600 studiava l'ebraico. Oggi l'ebraico è una questione da specialisti, ma non fa parte neanche della alta educazione diffusa, fa parte solo dell'educazione del semitista o del biblista. Io ho conosciuto anche, ahimè, specialisti di letteratura cristiana antica che non sapevano leggere ebraico, cosa gravissima. Però in un tempo non remotissimo, a livelli alti dell'educazione, sapere l'ebraico era richiesto. Quindi la riflessione nasce da questo: quale ruolo può o non può avere il latino nell'educazione generale? Per esempio, un testo che molto viene citato è il testo di Gramsci a proposito del ruolo delle cosiddette lingue antiche nell'educazione, che è un ruolo totalmente strumentale.
Cioè, per Gramsci il fatto di studiare le cosiddette lingue classiche è un mezzo per addestrare lo studente a superare un rapporto puramente tecnico con l'educazione, arrivare a strutture intellettuali complesse, ma, dice Gramsci, verrà sostituito. Cioè, c'è per ora, ma verrà sostituito. La domanda che mi sto ponendo è: il ruolo del latino nell'educazione generale è un fatto transitorio? A. È un fatto che si può recuperare, ipotesi B, e risposta all'ipotesi B, per quali ragioni si può recuperare. Stabilito che in Italia soprattutto si sta piuttosto indebolendo, come ben sappiamo. Un punto che ho indicato ormai da parecchi anni negli studi sulla didattica del latino è che bisogna liberarsi dalle convinzioni che un tempo andasse tutto bene. La classica cosa che in fondo tutti l'abbiamo detto una volta nella vita: quando andavo a scuola io, segue poi episodio, no? Proprio ieri pomeriggio una collega, tutt'altro che sciocca, mi dice: quando andavo a scuola io e facevo bene un compito non venivo neanche lodato perché faceva parte dei miei doveri. Questo l'abbiamo sentito tutti milioni di volte, no? Quindi proviamo a liberarci da questa convinzione che nel passato lo studio del latino e financo del greco fosse un luogo di felicità collettiva e di tutti quanti che citavano Cicerone a testa in giù. Il primo brano che ho scoperto qualche anno fa, perché era una lettera di Giolitti che ho casualmente trovato, non è nella raccolta dell'epistolario di Giolitti, non c'è, era una lettera di Giolitti di 103 anni fa. Giolitti scrive a Natale, che era un cronista parlamentare molto noto. Tra l'altro, se qualcuno tra i presenti si occupa di storia della cultura del Novecento, storia parlamentare, mi dice un amico giornalista del Corriere che a Roma c'è tutto l'archivio di Natale che deve essere ancora esplorato. A proposito di archivi che accennavamo prima, no? Che deve essere ancora esplorato, e questo, mi dice lui, è assolutamente una miniera, perché è un cronista parlamentare tra 8 e 900 che sapeva tutto dei politici del tempo, cioè una specie, diciamo, di Bruno Vespa scritto e non registrato. Ecco. Giolitti nel 922 scrive a Natale quando era stato reintrodotto l'esame di Stato, cioè quella che poi è stata chiamata la maturità. Giolitti la prova perché dice ci vuole un controllo di quello che si fa nelle varie scuole, pur lasciando la massima libertà di insegnamento, e dice: si insegna il latino per 8 anni e poi, se pone Tito Livio in mano a 100 approvati alla licenza liceale, ne trova almeno 90 che non lo capiscono. Siamo 102 anni fa, allegria. Si dovette sopprimere la traduzione dall'italiano al latino perché quasi nessuno riusciva a farla. Bene, allegria. Non parliamo del greco, è una ridicola farsa. Ma il male è che non si sa neppure scrivere l'italiano. Vi informo che la cosa non è stata scritta, non c'è un errore di stampa, non siamo nel 2022, bensì nel 1922, d'accordo? Quando io sento i colleghi di latino e di greco che si lamentano che i ragazzi non sanno il latino, io dico sempre, da uomo di scuola quale sono e mi considero, perché con le scuole lavoro tantissimo, da uomo di scuola io dico sempre: guardate che l'emergenza culturale non è il latino viene dopo, ma le emergenze culturali sono l'italiano, la matematica e la storia. Queste sono le radici dell'insegnamento. Bene? Poi il latino serve per quello che vedremo, ma l'espressione di Giolitti, probabilmente è una ridicola farsa, risuona della biografia che scrisse questo Luigi Morandi, che era un giornalista dell'epoca molto noto, che aveva scritto una biografia interessante per l'aspetto educativo di Vittorio Emanuele III, cioè raccontava come aveva studiato, come era stato educato, eccetera. Si chiama Educazione di un re, una cosa così. Morandi scrive, 901, rimase obbligatoria come tuttora quella sciagurata finzione del greco per tutti. Sciagurata finzione. Ribadisco, non siamo
nel 2001, ma nel 1901. Passa qualche anno, il più grande filologo della prima metà del Novecento, che era Giorgio Pasquali, per chi non è, diciamo, di questa bottega di studi, un filologo che ha educato latinisti, grecisti, italianisti, da Contini a Lanfranco Caretti, insomma, cioè è stato uno che ha fatto la cultura italiana, non uno specialista, un quidam de plebe. Scrive Pasquali nel 930: il greco nelle nostre scuole non si impara, si finge di impararlo. Quei pochi che hanno buona voglia lo imparano per davvero, studiano per lo più lettere e divengono a loro volta professori di greco. Che bellissima la cosa. Gli altri, superata la maturità, si affrettano a dimenticare persino l'alfabeto, o almeno le maiuscole. Cioè, e qui siamo nel 1930, cioè circa un secolo fa. Va bene. Quindi questo per liberare il nostro discorso dalla illusione che nel passato tutto fosse una meraviglia. Così non era. Nel 2024, cioè l'anno scorso, in contemporanea col mio libro, esce in Francia un libretto scritto da collaborazione tra docenti di liceo e docenti universitari che si chiama Du latin à l'école. E ancora una volta il rapporto tra latino e scuola. La domanda che si fanno gli autori è esattamente quella che sto proponendo attualmente io, cioè: che ruolo ha il latino nell'educazione generale? La risposta, non ci siamo mai neanche parlati con questi colleghi qui, però ci siamo trovati poi, ecco, su una linea comune. A mio avviso, il latino deve liberarsi da compiti non suoi. Quali sono compiti non suoi? Chi ha una certa età ha sentito dire a scuola che il latino insegna a ragionare. Questo è profondamente vero, come insegna a ragionare anche la biologia o la geometria deduttiva o la geografia, qualunque materia insegna a ragionare. Ma che discorsi sono? Cioè, vuoi che ci sia una materia che non ti insegna a ragionare? E che cavolo lo studi a fare? Quindi non è sbagliato, ma è un'ovvietà. Non so se mi spiego, non è un tratto distintivo, come si direbbe in linguistica, del latino, è un qualcosa che unisce tutti gli insegnamenti decenti, d'accordo? È una lingua logica. Perché si diceva che era una lingua logica? Perché a quel tempo il latino, nella gran confusione che c'è ora, anche in parte oggi, il latino soprattutto veniva, ma anche ahimè viene, caricato di compiti metalinguistici che non sono i suoi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, su questo c'è un capitolo nel mio libro, mentre questa roba qua è nuova rispetto al volume, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che il latino si è caricato del compito di descrivere come funziona la lingua in quanto tale. Il fatto di studiare le categorie diciamo ereditate da Port Royal, ecco, le categorie tipiche, questo è il complemento di questo, di quest'altro, insomma, tutte queste cose si caricavano del compito in realtà di descrivere il funzionamento dell'attività linguistica. Oggi questo non funziona più. Perché non funziona? Perché non serve. Perché i ragazzi fino dai primi anni studiano almeno una lingua straniera e quindi il confronto tra il funzionamento della lingua di casa e della lingua materna o paterna e pensa che bello, anziché la lingua paterna materna, la lingua *aterna. Oh, suona benissimo. Allora, è vero che suona bene. Allora, il compito di descrivere la lingua oggi non ha più senso che venga affidato al latino, men che meno a livello universitario, quando in una formazione decente di tipo linguistico qualunque studente studia linguistica generale, studia la linguistica storica, si spera, cioè i confronti tra lingue. L'altra cosa era derivata da questo, è come la matematica, sì, perché siccome il ragazzo non era mai esposto a lingue che abbiano la declinazione, la flessione nominale,
allora è chiaro che il latino assumeva questo compito. Mi spiego? Ora è chiaro che lo stesso tipo di compiti lo puoi attribuire tranquillamente al tedesco o al russo, non c'è mica nessun problema. Cioè anche questi hanno la flessione nominale. E altro che le 5 declinazioni latine. Se provate a studiare il lituano vi trovate davanti a 25 schemi e a questo punto o il suicidio oppure lo studi, non c'è via di mezzo. A mio avviso la vera dimensione del latino consiste nel fatto che il latino apre alla dimensione storica. Guardate, insegnando da tanti anni anche a ragazzini del primo anno, io da molti anni ho i ragazzi del primo anno e i ragazzi della cosiddetta magistrale, in corsi diversi, no? Insegnavo al primo anno anche quando tanti anni fa insegnavo negli Stati Uniti, cioè, ho sempre avuto l'esigenza di prendere i ragazzi dall'inizio per cercare di dare un'impostazione, perché mi piace molto. Ho visto sempre di più scivolare non tanto la cultura storica, che è un derivato, ma la percezione del tempo. La percezione del tempo. Noi viviamo in una sincronia totale. Questo è il punto. Cioè, le generazioni che sono nate, quelle che adesso hanno un 20 anni, quelli che ne hanno 30 o 35 è già diverso, ma quelli che hanno adesso 20 anni, cioè i miei ragazzini di primo anno, 19-20 anni, hanno un rapporto con la realtà che è totalmente sincronico. Cioè non hanno in mente la categorialità dello scorrere del tempo e del costruirsi delle categorie nel tempo. Nel tempo. Attenzione, non è il discorso del lamento, il discorso del oh che disgrazia, no, bisogna prendere atto delle cose, senza lamentarsi o altro. No? La mancanza della percezione della storia dipende dal fatto che la percezione della costruzione della categorialità nel tempo è venuta meno e sta venendo meno. Che c'entra il latino in questo? Il latino c'entra perché è in grado, attraverso, io parlo da, abitante di una facoltà di lingue moderne da decenni ormai, il latino apre alla percezione del fatto che dentro la contemporaneità c'è uno stratificarsi del tempo, cioè che la diacronia è dentro la sincronia, come si dice tecnicamente, no? Un esempio che faccio sempre per spiegare queste cose ai ragazzi, mi permetto di offrire anche a voi. Pensate, tu scrivi in francese tu es, il est. Domanda fatta a colleghi di francese. Ma perché in francese si scrive così? Risposta, è perché si scrive così. Controrisposta mia, molto interessante, grazie. Ma è chiaro che tu stai scrivendo in latino e pronunciando in francese, perché a pratica di paleografia sa benissimo che il est per il est è la normale grafia dell'abbreviazione con l'apostrofo del pronome ille. D'accordo? Tu scrivi in latino e pronunci in francese. E gli esempi sono ovviamente migliaia di questo genere, non parliamo dell'italiano e così via. Allora, il fatto che chi studia lingue, parlo professionalmente ora, chi studia lingue possa percepire questo è fondamentale per la comprensione del fatto che le lingue europee non sono dei blocchi che si sono creati indipendentemente, ma sono delle derivazioni tutte dallo stesso nucleo centrale. Esattamente come una persona di 50 anni non è uscita fuori da un campo ieri, ma è l'uomo che aveva, o la donna che aveva 30 anni, quella che ne aveva 15 e quella che ne aveva 10, ma non è più lo stesso, certamente. L'altro ramo sul quale cerco di lavorare, e vi dirò qualcosa tra poco, è quello del lessico. Ora, tutti noi
che abbiamo a che fare con l'università, con la scuola, sappiamo che un problema grave di oggi è la riduzione del lessico da parte dei nostri studenti. La povertà lessicale, cioè il non sapere le parole in italiano che vadano oltre a un lessico elementare di base, sta diventando un problema serio. I ragazzi, io faccio sempre fare, invito gli studenti sia in Italia sia in Svizzera a scrivere un piccolo essay, un lavoro scritto, e loro sono molto contenti perché così cominciano a scrivere, si allenano anche in vista di una tesi, eccetera, eccetera, no? Ma mi accorgo sempre più che il lessico adoperato si sta riducendo fortemente e non voglio dire che sia ridotto a bello, brutto, grande, piccolo, c'è di più, ma il lessico si riduce molto. La conoscenza del lessico latino permette sia al francese, sia allo spagnolo, sia all'italiano e anche all'inglese o all'americano, perché come sapete bene una parte tutt'altro che trascurabile del lessico anglosassone è in realtà non anglosassone ma franco-normanno, quindi passa attraverso è un latino che passa attraverso questo filtro. E poi il rapporto con la nostra civiltà. Su questo devo dire che la mia posizione è duramente non classicista. Sono molto contrario all'idea che studiare il latino voglia dire studiare quei 200 anni del cosiddetto latino classico. Per me il senso dello studio del latino, e qui mi ricollego a un filosofo francese che è molto profondo e soprattutto molto acuto, che è Rémi Brague, che è un grande studioso, che ha scritto il suo libro più fortunato, si chiama Europe l'avoir romaine, che è tradotto in italiano come L'avvenire dell'Europa, che vede il latino come la prova più forte e il caso più forte di quello che lui chiama la secondarietà dell'Europa. Secondarietà non nel senso di meno importante, secondario, no, questa è un'opera secondaria, ma secondario nel senso del latino secundus, cioè quello che viene dopo. L'Europa non ha mai avuto paura di assimilare dall'esterno e di rielaborare internamente. E il mondo latino è la più forte prova di questo. Pensate a quanto la cultura greca entra a Roma. I romani non prendono un atteggiamento di superiorità dicendo noi vi abbiamo vinto militarmente dal punto di vista dell'ingegneria, dal punto di vista della capacità politica e allora di voi non ci importa nulla, ma vanno a scuola dei greci e imparano qualche cosa. Il Medioevo latino è un medioevo straordinariamente aperto alle suggestioni culturali e all'arricchimento culturale sia del mondo bizantino. Pensate per esempio anche ai tentativi, non sempre a buon fine, della corte imperiale al tempo di Carlo Magno di accasare le gentili principesse dell'altra parte dell'Adriatico, ma anche del mondo arabo. Cioè il mondo latino, il mondo di lingua latina, si è sempre caratterizzato per la capacità di ricevere e assimilare e portare all'interno della cultura, non farsi travolgere da quella cultura, attenzione, ma ricevere quello che può innervare e può rendere più forte queste categorie. E tutto questo avviene in tutta la cultura europea. Io non vedo affatto l'interesse dello studio del latino nello studiare quel breve periodo che va dal latino classico di epoca appena un po' prima Cicerone al latino del secondo secolo. Non ha senso studiare, concentrarsi su questa lingua solo per quella fase. Per fortuna il latino è stato la L2, come si dice in insegnamento delle lingue, la seconda lingua di tutta l'Europa, dal tempo di Carlo Magno soprattutto al romanticismo. Insisto su questo perché per me è il punto essenziale. La questione è che
il parallelismo che viene spesso svolto oggi, che si dice ma in fondo il latino anticamente nel Medioevo era come l'inglese di oggi. No, punto esclamativo, non provarci neppure, perché non è vero, perché l'inglese è lingua che amo tantissimo. Fin da quando facevo l'asilo ho studiato inglese, anche per questioni di famiglia, e ho insegnato negli Stati Uniti, ho lavorato tanto in Inghilterra, insomma, quindi l'inglese è davvero una lingua che circola nella mia vita e nel mio sangue proprio. Amo tantissimo quella lingua, però, e ho pure una figlia laureata in inglese, ecco, tanto per dire, però il discorso è che l'inglese di oggi è la lingua prima di qualcuno, degli inglesi, degli americani, degli australiani, di gran parte dei canadesi e così via, di buona parte dei Caraibi. Quindi non è una lingua neutra, non è una lingua democratica, scusate l'espressione che non voglio sprecare. Il latino, soprattutto dal tempo di Carlo Magno in poi, diventa la lingua 2 di tutta l'Europa, perché questo deve essere Carlo Magno che si lamenta che lo sto citando senza permesso. Sì, è stato lui, è vero. Se lo trova al telefono me lo passi, così gli parlo un po'. Allora, il latino è stato per tutto questi 1000 anni è stato la lingua che qualunque europeo studiava senza, per dirlo volgarmente, senza utilizzarla per andare al mercato. Non era la lingua di un gruppo in particolare, era la lingua di tutta la cultura europea. Questo avviene per ragioni che non vi sto adesso a raccontare, perché è un fenomeno culturalmente forte, avviene al tempo di Carlo Magno. Soprattutto quando i professori inglesi, in particolare Alcuino di York, arrivano alla corte carolingia e portano il loro sistema del latino come seconda lingua. Il latino arriva a costruire l'unità culturale europea fino al romanticismo, quando la nascita dei nazionalismi culturali porta alla frammentazione dell'Europa e quindi alla frammentazione linguistica. E voi leggete in questa epoca, inizio dell'Ottocento, tutto questo dibattito: ma possiamo parlare in tedesco, perché dobbiamo sforzarci di scrivere in latino? Cioè si perde questa dimensione. Quindi io vedo l'opportunità dello studio del latino come un latino di tutta la cultura europea. Non sono anticlassicista, ma non sono classicista riduttivo. Poi è ovvio che bisogna sapere le proprie cose. A me hanno sempre interessato soprattutto i filosofi dell'epoca romana, Lucrezio in particolare, Cicerone e compagnia. Ma Boezio, anche quest'anno è l'anniversario della morte di Boezio, però il discorso è che una giustificazione generalista dello studio del latino, come dicevamo qui prima nella prima slide, un'educazione generalista non è ammissibile se si pensa solo al latino di epoca classica. Non vale la pena. Non vale la pena. Cioè tu studi solo un pezzettino della storia europea che rimane diciamo incapsulato, ma non serve per far capire al ragazzo che l'Europa ha una lunga tradizione culturale, e studiare il latino come lingua della tradizione culturale europea, della trasmissione della cultura europea, è ciò che lo rende plausibile. Non questo perché a me, ripeto, non interessino Lucrezio o Cicerone o Apuleio, eccetera, vanno tutti benissimo, per carità, ma non vale l'investimento perché non ha una ragione culturalmente dirimente, cioè qualcosa che culturalmente cambi il quadro, perché 200 anni di storia non vale la pena. Allora io vedo una nuova coppia che è il latino con l'italiano, non tanto il latino con il greco. Attenzione,
Non vuol dire che a me non piaccia il greco o che pensi che il greco non si debba studiare, ci mancherebbe. Però vedo molto di più la coppia latino-italiano nell'educazione generale che non la coppia latino-greco. Così come questi colleghi francesi vedono la coppia latino-francese prima che la coppia latino-greco. È una questione di... C'era un grande linguista morto per una disgrazia banale, poveretto, il professor Serianni di Roma, che diceva sempre: dobbiamo preoccuparci della scuola che lui definiva non marcata. Cioè il liceo classico è marcato in un certo senso, no? Un istituto tecnico è marcato in un altro senso. Qual è la scuola non marcata per eccellenza in Italia? Il liceo scientifico, che è quello dell'educazione più generale. E allora Serianni fece un bellissimo intervento al quale debbo molto, spiegando appunto questo, che ruolo può avere il latino nelle scuole non marcate. E lo vedo allora insieme all'italiano. Purtroppo molti latinisti vedono l'insegnamento del latino con l'italiano come una specie di deprivazione rispetto al non sapere il greco. Mi viene in mente, c'era nell'Ottocento un'antologia omerica divertentissima che ho letto per puro caso. Sapete quando dai una nasata in un libro e te lo prendi, no? Questa antologia omerica, 1880, fatta da un grecista, classicista, si chiamava Bonazzi, questo signore, che dice nella prefazione: ho cercato di spiegare le parole, eccetera, eccetera, spiace solo che i nostri ragazzi, purtroppo, non sapendo il sanscrito, non possono capire quasi nulla del greco. Questo testuale, l'ho pubblicato questa roba, quindi garantisco. Allora, noi dobbiamo valutare il latino in quanto tale, non lamentarci perché però non posso insegnare anche il greco. Perché lo so che poi si dice: ah, ma le parole del greco fanno parte della cultura europea. Verissimo, però attenzione, le parole del greco fanno parte della cultura europea attraverso il latino. Il greco è sempre stato studiato, a parte una punta che è tra il 600 e l'inizio dell'Ottocento, è sempre stato studiato da minoranze ristrette. Il latino è la lingua che tutti hanno studiato. Dici: ma filosofia è greco? Bene, ma è greco attraverso Cicerone, attraverso Boezio, attraverso Cassiodoro, attraverso San Tommaso, Spinoza, Vico. Chiaro? Quindi dire devo studiare il greco perché è la lingua che ha fatto l'Europa, come diceva tanti anni fa il mio primo insegnante di tedesco, Jain, che era un modo per dire ja und nein, d'accordo? È vero che il greco ha fatto le categorie alle quali ci stiamo riferendo, ma è altrettanto vero che queste categorie passano nella cultura europea attraverso il latino, e questo è innegabile storicamente, cioè è un dato, è un fatto, non è una interpretazione. Quindi io vedo il greco come scelta disciplinare, ma il latino per l'educazione generale. Questa non è una follia isolata. Negli Stati Uniti, dove continuo ad avere anche per allievi eccetera tanti contatti, sono sempre più a livello di college, prima ancora che a livello di università. Il college sapete che è la prima parte dello studio, diciamo, noi diremo universitario, no? Sempre più quelli che si accorgono che un'educazione con il latino ha dei risultati a livello poi di università, cioè della materia specialistica che studierai, molto forti. Questi sono sia sulla East Coast sia anche dalle parti di California eccetera, e un paio anche nella zona centrale degli Stati Uniti. Se andate a vedere le statistiche sulla scelta delle cosiddette lingue straniere e nelle classifiche, quelle fatte dalle associazioni degli Stati Uniti che fanno questi rilevamenti, il latino cresce sempre poco, ma cresce. Naturalmente lo spagnolo è inarrivabile per ragioni ovvie, però il latino cresce molto più che altre lingue tipo il tedesco o lo stesso francese, perché c'è questa consapevolezza. Il fatto più clamoroso è quello della nazione che
per 20 anni è stata la mia seconda patria, cioè l'Inghilterra. In Inghilterra non so quanti governi fa, perché in Inghilterra sono caduti molti governi negli ultimi anni, quindi non mi ricordo assolutamente che fosse il primo ministro dell'epoca. Stiamo parlando 2023, quindi non di epoche remote. Il governo inglese mise un bel finanziamento per spingere le scuole statali, chiamiamole così, a introdurre volontariamente il latino che veniva pagato dal governo, chi istituiva una cattedra. Perché il ministro di allora, ripeto, non mi ricordo chi fosse primo ministro del tempo, comunque molto prima di Starmer, dell'attuale, il ministro dell'epoca fa il seguente ragionamento: diamo un'occhiata alla classe dirigente inglese degli ultimi 50 anni. La maggioranza assoluta ha una formazione che implica lo studio del latino. Guardate che anche quelli che sembrano più pazzi, tipo Boris Johnson, che certamente tutto giusto non è, Boris Johnson è quello con la faccia da matto e i capelli in fuori, anche quello è un classicista, il che non vuol dire che tutti debbano essere classicisti. Anche la signora Thatcher, che pure aveva studiato chimica, ma poi a un certo punto diventa avvocato e quindi ha un'esposizione a questi tipi di studi. Come? Ah, non so, quello ormai diciamo è storia, no? Ormai. Allora, no, era per citare l'esempio estremo, la ragione era quella. No? Allora, che cosa si domanda il ministro dell'educazione inglese? Noi abbiamo una scuola tipicamente divisa in classi sociali. Cioè chi può manda i figli a studiare a Eton, per dire, per prendere il livello più alto, poi da lì vanno a Oxford o vanno a St. Andrews o vanno a Cambridge e da lì escono fuori con un'educazione che gli permetterà poi di diventare i ministri, i primi ministri, i componenti del Parlamento, eccetera. La nostra è una scuola classista. Così diceva questo ministro, molto illuminato, ho tutta la documentazione che interessasse. E quindi mettono soldi per dire nell'educazione generale rimettiamo il latino. Caso della Francia, quello è un caso di più di 3 anni fa ormai. Il ministro, anche lì non chiedetemi chi fosse il primo ministro, perché in Francia è una cosa molto, diciamo, fare il primo ministro diventa un lavoro a tempo, no? Anche lì il Ministero alcuni anni fa un'iniziativa a livello internazionale europeo, invita professori dalle varie nazioni europee. Per l'Italia e per la Svizzera insieme invitarono me, che mi trovavo felicemente uno e bino, sapete le manie di grandezza, no? Dice, un e trino un po' troppo, ma uno e bino va bene, insomma, essendo italiano e svizzero in questa cosa. E l'idea di fondo era quella: riusciremo a ripensare il latino come lingua europea? Questa era la domanda del Ministero. È stata una bellissima iniziativa, poi dopo è caduto quel governo lì e adesso non so che cosa, francamente non so cosa stiano facendo. Secondo punto, e mi avvio verso la parte operativa. Un progetto europeo. Cosa abbiamo pensato qualche anno fa? Per molti anni in Italia i professori di latino, sia a livello scolastico sia universitario, si sono scannati su quella cosa che ho chiamato la guerra dei metodi, cioè il mio metodo di insegnamento è migliore del tuo. Il vantaggio che ho avuto passando a lingue, da lettere dov'ero, e confrontandomi quindi con docenti di lingue moderne, è stato constatare che nessuno dei miei colleghi di tedesco o di francese o di quello che volete litigava o si confrontava dicendo il mio metodo è migliore del tuo, ma tutti si concentravano sui risultati, sull'output ottenuto. Quanto francese stanno imparando i miei studenti? Che cosa posso fare? E allora il mio punto qualche anno fa, che presentai
alla consulta di studi latini, ricevendo come di frequente la classifica di pazzo visionario, è stato: proviamo, come nelle lingue moderne, a concentrarci sui risultati. Se poi tu vuoi insegnare il latino con le figurine, o tu vuoi insegnare il latino coi film, o facendoli fare delle gare dei 100 metri, sono affari tuoi, ma vediamo i risultati. Non so se mi spiego, pragmatismo didattico. Vediamo cosa stanno imparando. E per questo avevo fatto partire in Italia questo progetto che si chiama della certificazione del latino come per le lingue moderne. Sapete, A1, A2, B1, B2, eccetera. Sarà stata anche un'idea folle, però in Lombardia solo quest'anno, in primavera, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto un numero di studenti liceali che hanno preso questa prova superiore a 1600 ragazzi. Quindi non è proprio un fallimento. La Liguria, grazie a una collega attualmente professoressa diciamo emerita del liceo qui di Genova, si è diciamo unita al nostro progetto lombardo, cosa che mi fa molto piacere, e quindi insomma anche qui si lavora. La questione centrale è ovviamente la motivazione. Il perché devo studiare questo. Voi sapete che questo vale anche nelle aree dello studio, per esempio della matematica pura. Anche lì è una cosa che in Italia per fortuna resiste. Chi si occupa di scienze dure sa bene che l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che continua a mantenere la bandiera della geometria deduttiva, e per favore rimanga questa bandiera. Cioè non della geometria descrittiva, ma la capacità di arrivare a un risultato. Anche lì il ragazzino dice: ma perché devo farlo? Tanto sul libro è già stampato quello che devo fare, e quindi perché? La motivazione è il problema centrale. E io credo che la motivazione che viene ottenuta attraverso un serio approccio storico possa funzionare. Questo progetto europeo si è basato molto sull'idea di imparare le parole, spostare l'enfasi dalla grammatica, cioè morfologia più sintassi, alla semantica, perché è quello che permette il ponte con le lingue moderne, ribadisco, non soltanto il francese o l'italiano o lo spagnolo, quel che volete, ma molto anche l'inglese. Moltissimo anche l'inglese. Il tedesco e le lingue del nord sono particolari, perché il latino entra ma in un modo diverso, ok? Pensate per esempio in inglese a fare capire a un ragazzo perché dici da una parte body e dall'altra parte dici corpse, che non vuol dire affatto la stessa cosa, no? Se dice a uno, si riferisce al suo corpo dicendo your corpse, quello inizia a fare corna e bicorna, perché vuol dire il tuo cadavere, e non è proprio il massimo, insomma. Allora, ma perché la parola latina si distingue? Ecco, questo approccio storico io vedo con i miei ragazzi di lingue che funziona molto molto bene e arriva a risultati produttivi. Concentrarsi su una quantità ragionevole di parole. Il lessico di base nel nostro progetto europeo, del quale ora vi dico, è essenziale. Esiste una regola in glottodidattica che si chiama la regola 20-80, cioè col 20% delle parole tu leggi l'80% del testo. Per cui non sprecare tempo nello studiare quelle immense quantità di parole strane eccezionali che studiava la mia generazione e che molti libri fanno ancora studiare. Detto molto francamente, che importanza può avere sapere che la parola raucedine fa l'accusativo in im anziché in em? La troverai in un testo su 500, un testo medico o qualcuno, insomma, ma importa molto di più conoscere le parole che costruiscono il lessico davvero di base della lingua. E questo progetto europeo che abbiamo costruito mira come obiettivo finale a inserire il latino nel quadro europeo delle lingue. Esiste un European Framework delle lingue che condivide a livello internazionale uno studio di queste lingue, per cui se tu ricevi, detto in maniera operativa, un B2 di francese in Italia,
ti vale anche in Germania. Allora noi stiamo lavorando per questo punto. Ci siamo fermati al livello B2 perché a scuola un livello C è impensabile di latino, quella è roba da specialisti, e a noi interessa l'educazione generale, ancora una volta. Questo progetto unisce diverse università, come vedete. Il progetto si chiama Eulalia, la sede amministrativa è a Bologna, semplicemente perché sono molto bravi i colleghi di Bologna nella gestione di questi progetti. E in Italia abbiamo Bologna e Brescia, che è la mia sede della Cattolica, abbiamo Colonia in Germania, la versione precedente, cioè c'era Colonia dei Socia Göttingen, che sapete è una grande università per il mondo classico in particolare, e in Portogallo lavoriamo bene con Lisbona, Salamanca in Spagna, che è una grande sede universitaria di nuovo. In Francia io lavoro molto bene con i miei amici ormai dopo tanti anni della Normandia, della Université Haute-Normandie, che sono Rouen e Caen, che lavorano molto bene insieme. Quello che prima avevamo anche una sede svedese, adesso la collega professoressa emerita non si sente più di seguire la cosa. Ma questo progetto sta ottenendo dei bei risultati e il nostro risultato finale sarà proprio questo: avere un insegnamento europeo del latino, che è una cosa che può funzionare, insomma. Lavoriamo molto sul lessico, sulle traduzioni del lessico di base, in francese, in italiano, ho dimenticato il tedesco qui. Abbiamo aggiunto l'inglese, anche se dopo la stramaledetta Brexit, purtroppo con l'Inghilterra, però ho aperto di recente un canale con Manchester che sta funzionando, e anche con l'insegnamento di latino a Cambridge, per cui sto cercando di unirli un po'. C'è un software che si chiama Verba Potissima, cioè le parole principali, che si chiama Verpot. L'ho scritto io questo software, è un programma per computer che legge un testo e ti dice quali parole sono ai diversi livelli del lessico. Insomma, è stata una cosetta un po', diciamo, dura, ma funziona. Stiamo lavorando molto con le scuole. Per esempio la fornitura di immagine, facciamo seminari, formazione nelle scuole, eccetera, eccetera, e adesso, perché un punto importante nella didattica di oggi, chiunque insegna a scuola lo sa, ci stiamo molto concentrando anche sull'aspetto della disabilità, dei bisogni speciali, della velocità o meno di apprendimento, eccetera, eccetera. Il risultato, noi speriamo di aprirci a collaborazione con altre università, per quello sono contento di questo nuovo rapporto che si è istituito con Manchester, appunto un po' con Cambridge. Ad agosto sono stato in Bulgaria a parlare di queste cose e anche l'Università di Sofia si sta unendo ai nostri lavori, e le reti scolastiche, e speriamo che tutto questo possa funzionare. Io ho cercato di portarvi un quadro che sia da una parte un quadro, diciamo, culturale di base, perché facciamo queste cose, e dall'altro lato però, siccome non mi piace abitare sulle nuvole, ma avere anche una ricaduta sulla didattica e sull'insegnamento vero, di dirvi quello che sta succedendo a livello nazionale e internazionale in questo campo. Ribadisco, le emergenze culturali sono quelle che ho citato prima: conoscere il lessico della propria lingua, essere in grado di muoversi sulla matematica, che è essenziale. È inutile che ci facciamo delle illusioni in informatica qui o l'informatica là. La formazione matematica è fondamentale, e poi il contatto con il tempo, con la storia. Tutto questo vede nel latino, l'ultimo punto soprattutto, uno strumento di straordinaria potenza culturale. Da una parte bisogna difendersi da quello che gli antichi chiamavano i lodatori del tempo passato, perché non ha senso. Vi ho dato una bella doccia di Giolitti subito per eliminare queste tentazioni, e dall'altro lato evitare un approccio puramente
tecnico a questo insegnamento. C'è un approccio tecnico sul quale, ripeto, ci ho scritto anche un programma per computer, quindi all'aspetto tecnico ci tengo, ma deve avere un orizzonte culturale e nello stesso tempo l'orizzonte culturale deve preoccuparsi della ricaduta nella cultura generale di tutto questo. Grazie molte. Ringrazio il professor Milanese per questa sua conferenza stimolante che pone molte curiosità, direi. Qualcuno di voi ha domande da fare? Ha dei desideri di chiarimento? Ecco, aspettavo. Sì, vai. Ecco. Grazie Guido, perché ci fai riflettere con questa lezione. Io sono un insegnante di latino e greco, quindi mi sento particolarmente coinvolto in questo e sono anche coordinatore del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico e quindi sono ben consapevole del ruolo che l'antichità gioca nel processo di definizione della cultura moderna e contemporanea, quella che noi chiamiamo cultura occidentale, su cui c'è un gran dibattito anche adesso sulla definizione di cultura occidentale che si sta aprendo anche a certi livelli che finora erano un po' tacitati, mettiamolo un po' in questi termini. Ecco, io volevo però fare una serie di osservazioni a quello che tu hai detto. Innanzitutto ti voglio dire che tra i laudatores negativi c'è anche Massimo D'Azeglio, quindi si può andare ancora più indietro, il quale contestava lo studio del latino e del greco dicendo che si sottrava forza ai giovani in vista dello studio delle lingue moderne, che era molto più utile. Sì. Però io ti volevo porre, essendo in trincea, alcune osservazioni. Allora, tu hai detto che il latino è caricato di una valenza metalinguistica che non l'è propria ed è utilizzato per appunto imparare le lingue, i meccanismi di funzionamento delle lingue in quanto tale. Giusto, però io mi chiedo nella scuola di oggi chi dovrebbe farlo? Perché? Perché chi è in trincea dovrebbe aspettarsi che sia fatto dalla lingua madre, dall'italiano, sì. Ma non si fa. Lo so. Questo è il problema. Certo. E soprattutto alla scuola media, diciamo pure, cioè riprendendo D'Azeglio nel periodo di età in cui i fondamenti metalinguistici sono più facili da comprendere. E nell'educazione generale, nel senso che tu hai dato al termine, all'espressione, è un vulnus. Allora, di conseguenza, questo tipo di approccio, per chi prosegue con gli studi liceali, finisce solitamente in mano al latino proprio per la sua neutralità, chiamiamola così, rispetto ad altri insegnamenti. E questo è un problema, indubbiamente. E poi, spostando un attimo la riflessione sul ruolo del latino nella cultura occidentale, su questo avrei un punto un po' di osservazione da fare. Tu dici il latino non è come l'inglese, vero, però è anche vero che il latino è sempre, almeno per una parte della cultura moderna, è sempre stata associata alla Chiesa cattolica e alla cultura cattolica. E questa rottura dell'equilibrio del latino, prima che del romanticismo, avviene già nel Cinquecento in realtà. Quindi quando comincia ad esempio la traduzione di Lutero, afferma il primato delle lingue nazionali sul latino e comincia il latino a diventare la lingua, chiamiamola, degli accademici, nei limiti del possibile, in concorrenza anche con le lingue parlate. Vedi il caso di Galileo, che scrive in latino ma usa l'italiano. Sì. O di Cartesio, sì, esattamente. Certo. Quindi questo rischio, diciamo, di vedere il latino come questa, che è una ricchezza indubbiamente, però rischia anche di diventare un po' delle volte un po' utopica nel momento in cui si prende un paradigma eccessivamente lungo e non si vedono certe dinamiche che sono invece importanti. Che questo ruolo sia stato importante è verissimo. Dice uno studioso che tu conosci bene come Fortespira che il latino è la lingua più parlata in Europa nel Settecento, ad esempio.
la lingua più letta, la lingua più scritta. Quindi questo sicuramente è vero, ma la concorrenza ormai della lingua e della cultura moderna è già ampiamente presente. Ecco, e quindi io ti chiedo anche un altro punto. Tu dici, hai ragione, bisogna avere la prospettiva lunga, ma proprio ti parla adesso non più da professore di latino e greco, ma da coordinatore del centro di studi. Tu prendi una banconota da $1, da $5, cosa hai sul retro? Hai Virgilio. Certo. Cioè nell'immaginario che crea la cultura del rapporto tra l'antico e il moderno, cioè nell'immaginario che poi è interdisciplinare, quindi passa per l'arte, passa per il teatro, passa per la musica, per l'opera. L'immaginario dell'antico però si sostanzia sostanzialmente del grande periodo classico, quindi dire che non rientra nell'educazione, o meglio non ha quel ruolo centrale nell'educazione generale, forse andrebbe un po' ripensato se questo che tu leggi, questa tua proposta, si arricchisce con una visione interdisciplinare. Cioè, e con questo chiudo perché non voglio monopolizzare, l'antico non è proprietà dei professori di latino e greco, è proprietà di tutti. Cioè il professore di filosofia non fa cultura antica, il professore di storia dell'arte non fa cultura antica, il professore di matematica non fa cultura antica. Quando si spiega il teorema di Talete, ad esempio, non è cultura classica? Certo. Quindi il valore di questo studio, della valenza culturale di questo studio, a mio avviso si colloca proprio nella sua dimensione trasversale che va oltre i limiti degli steccati disciplinari e dovrebbe diventare una forma di dialogo tra storici, tra scienziati, tra storici dell'arte e della musica, cioè trovare un terreno molto forte in cui ci si rende conto che questa eredità non è un'eredità di eruditi che vivono nella polvere delle torri, ma un'eredità viva che passa appunto nei nomi, nelle chiese, nei quadri, nella musica, nelle parole, ed è qualcosa che esiste. Certo. E ultimissime, poi veramente, ecco, non condivido invece l'idea di Serianni dello scientifico come scuola non marcata. Soprattutto oggi, lo dico in ragione del fatto che oggi lo scientifico sta assumendo la dimensione della scuola STEM. Sì, sì. A mio avviso sarebbe molto più utile quello che tu dici declinato in quello che viene considerato il liceo Cenerentola, quello delle scienze umane. Sì. Perché nell'immaginario di oggi, se tu chiedi, visto che appunto l'immaginario è dominato dall'intelligenza artificiale e simili, tu chiedi cos'è la dimensione umanistica che si contrappone a questo, nessuno dirà più la letteratura, la filosofia, la storia, ti diranno la psicologia, la sociologia, l'antropologia, cioè le scienze umane. Cioè il paradigma umanistico del XXI secolo non è più la letteratura, la filosofia come nel paradigma tradizionale, è un'altra forma. E quindi se non si recupera questo senso di dialogo con questo tipo di cultura che diventerà la cultura umanistica del futuro, rischiamo veramente di diventare un po' come Boezio Cassiodoro. Grazie. Sì, il collega Audano, che si è presentato come docente di greco e latino, è una delle figure più attive nell'università italiana attualmente, lo posso dire in maniera molto, molto onesta e molto chiara, quindi l'intervento che merita riflessioni. Sull'ultimo punto, sì, la botta, diciamo così, l'ha data chiaramente il cosiddetto liceo tecnologico, no? Quello ha cambiato la cosa. Ho citato questo parere di Serianni, ma va probabilmente dopo qualche anno rimodulato, su questo è evidente. Quanto alla faccenda del ruolo della cultura classica è evidente, ma il mio problema non è tanto, anche da classicista devo dire alla fine, e tardo antichista se vuoi, non è tanto il ruolo della cultura classica in quanto tale, ma l'opportunità di far rientrare la lingua latina nella cultura generale.
E questo è il punto. Su questo diciamo, è evidentissimo che è così come dici, ma tutto quello che dici è recuperabile anche senza la lingua in quanto tale, è recuperabile leggendo tranquillamente, come già nell'Ottocento richiamavi, anche in America c'erano parecchi che dicevano queste cose nell'Ottocento. È utilizzabile questo paradigma anche senza l'insegnamento linguistico quo ad sé, ma l'insegnamento culturale in quanto tale, no? Sugli Stati Uniti la banconota del dollaro, certo, però lì non dimenticherei che dietro c'è un classicista fortissimo che era Thomas Jefferson. C'è una bellissima lettera di Jefferson al nipote, perché Jefferson aveva un numero indeterminato di figli illegittimi con tutte le sue schiave, no? Però poi di figli veri riconosciuti non ne aveva, e aveva un nipote a cui era molto legato, il quale nipote gli dice: caro zio, voglio leggermi Tucidide, quale traduzione mi consigli? Risposta: fai la persona seria e te lo leggi in greco. Questa è la risposta di Jefferson. No, Jefferson era durissimo, come per esempio rifiuta di imparare l'italiano, perché dice: io so bene il latino, so il francese, parlo lo spagnolo, tanto l'italiano lo leggo. Quindi aveva un rapporto molto pragmatico con le lingue, no? E certamente dietro a tutto questo c'è la personale cultura proprio di Jefferson, in parte di Hamilton, molto meno di Washington, che era piuttosto ignorante. Adams, giusto, assolutamente. Sì, Adams, dimenticavo. E anche nel caso di Adams, anche della gentile signora, che era molto, molto colta anche lei. No, una vecchia fissazione per questa gente. Una mia allieva bravissima è andata a Monticello, ha studiato le carte di Jefferson, quindi le lettere, insomma. Quindi questo d'accordo. Quanto al fatto del ruolo metalinguistico, hai perfettamente ragione. Anche su questo sia Seriani sia De Mauro hanno scritto delle cose importanti. Cioè, e molti anni fa un linguista genovese che poi visse sempre fuori Genova, che era Giacomo Devoto. Devoto, che era un grande studioso, aveva proprio osservato questo, che studiando e capendo l'italiano si capisce come funziona una lingua. Cosa che in effetti sta succedendo poco, ma che il latino possa avere in certi contesti un ruolo, diciamo così, di supplenza dal punto di vista metalinguistico, capisco benissimo. Lavorando, facendo tanti seminari, non qui in Liguria ma in Lombardia, con le scuole, lo vedo bene, ma che questo non possa essere la giustificazione per la sua presenza nell'educazione generale, lo vedo altrettanto. Cioè, è chiaro che un insegnamento, per esempio dell'inglese, fatto in maniera seria, ragionando in maniera contrastiva con l'italiano, può arrivare a questi risultati di tipo metalinguistico, di descrizione della lingua in maniera molto efficace. Ma lì è una questione dell'educazione dei docenti, insomma. Classico in quanto tale, ripeto, perfettamente d'accordo sul ruolo che ha nella storia della cultura, diminuzione del ruolo del latino fino dalla prima rivoluzione moderna, che è il protestantesimo, che è la prima spaccatura dell'Europa, a vedere bene. Sì, però quando Lutero deve scrivere di teologia tecnicamente scrive in latino. Quando Cartesio deve fare, diciamo, un pamphlet divulgativo, benissimo, scrive il discorso del metodo, ma quando deve ragionare a livello di cultura internazionale scrive in latino. Montaigne scrive in francese, però Montaigne ha come educazione linguistica fondamentale il latino, non il francese. Lui, scherzando, dice: io parlo più facilmente in latino che in francese. Quindi esiste questo indebolimento del ruolo internazionale del latino, è vero, ma la grande spaccatura per me resta il romanticismo. Sono d'accordo sul fatto che è un processo lento, non è che le cose nascono da diciamo on-off, questo è chiaro, però la grande spaccatura è il romanticismo. È il momento in cui in Europa sei prima tedesco di essere europeo, e questo è, diciamo,
per citare un vecchio titolo di Abelardo, è la storia delle nostre disgrazie. Guido, sono io, dietro lo schermo, senti. Ti porto solo degli aneddoti familiari a cui mi risponderai come vuoi. Il primo è questo: io purtroppo, perché rivela la mia età, ho fatto ancora la media non unificata in una altra città, in un liceo molto severo, dove si davano ancora le bacchettate sulle dita. Esatto. Allora, diciamo che i 3 anni di medie hanno funzionato così che io tutti i pomeriggi avevo da fare 6 frasi dal latino all'italiano e 6 dall'italiano in latino. Io mi ricordo ancora il fervore cerebrale tipo muscolare proprio, che è stato quello, diciamo, io sostengo sempre che è stato il momento in cui ho imparato qualcosa, dopodiché è venuto dell'altro, ma va bene così. Aneddoto secondo: quando mio figlio è andato alle scuole medie unificate, mi sono domandata se lo scopo generale era rimbecillire gli allievi. Io ero sinceramente costernata davanti al tipo di insegnamento, al tipo di cose che gli venivano chieste. E così procedendo, aneddoto, il medesimo figlio si è poi addottorato per piacere suo a Parigi all'École Pratique des Hautes Études, te lo ripeto, École Pratique des Hautes Études, in un ramo, diciamo genericamente bizantino. Lui sa molto bene greco, anche moderno, per ragioni che ha anche vissuto là. I suoi compagni di dottorato francese non leggevano il greco, loro facevano tutto il dottorato nelle versioni delle belle lettere, quindi era una cosa assolutamente così. Ultimo aneddoto e poi ti lascio stare. Sai cosa ho fatto negli ultimi 46 anni, diciamo? A me arrivavano in una facoltà di lingue 19 anni che in teoria avevano studiato 10 anni l'inglese. Non sapevano assolutamente nulla, semplicemente te lo dico per esperimento, tutta la morfologia e la sintassi inglese può essere spiegata in 3 mesi, con non troppa fatica. A me così è capitato, me l'hanno detto per 3 mesi, ha detto va bene, non diciamo le 12 classi nominali del lituano, ma l'inglese, esatto, 25. L'inglese è da questo punto di vista il nulla assoluto, per cui come mai nessuno glielo insegna? Punto interrogativo. Ultima cosa sul povero Serianni, sì, che conoscevo, gli ho anche scritto in sua memoria. Bene, questo è proprio un atteggiamento da professore universitario, però lui era un italianista. Certo. E allora un italianista pensa una cosa diversa da me e da te. Basta, erano solo aneddoti di vita vissuta. Certo. Ecco, il fatto che il latino abbia svolto un ruolo nell'educazione fino, diciamo, alle nostre generazioni, per intenderci, hanno più o hanno meno, insomma, è fuori discussione. Ma il discorso Gramsci, cioè svolge bene questo compito, ma può essere sostituito? Allora la mia domanda non è una domanda, diciamo, da 1960, è una domanda da 2025. Nel 2025 questo ruolo nell'educazione generale ci può essere o no?
io condivido perfettamente questo discorso. Io non ho fatto il latino, la scuola media old style, l'ho fatta in quel periodo di transizione, no? Diciamo, e devo dire che se mi domando dove ho imparato il latino, l'ho imparato in quell'anno di latino alle medie, perché il professore era molto bravo e mi sono divertito e amen. Però il punto è questo sicuramente. Secondo, la questione, il punto è, diciamo, oh guarda, questo è un altro compagno del liceo, è attualmente grande giornalista in Lombardia e organizzatore culturale di alto livello. Ora, la questione diciamo, dello studiare antichità o tarda antichità senza le lingue è il famoso problema di Princeton di 3-4 anni fa. 3-4 anni fa a Princeton c'è stata questa questione per diciamo diventare GT, insomma Greatest Students o robe del genere di Classics, devono sapere o no il greco e il latino, e c'è stata tutta un'uscita che all'inizio poi è una delle preparazioni di quello che poi è diventata la famosa questione della cancel culture. Perché si è detto si può benissimo studiare questa cosa senza le lingue. Mia obiezione: è possibile avvicinarsi al mondo antico, classico, medievale senza conoscere le lingue. Io ho letto i romanzi russi in traduzione italiana perché non so un accidente di russo e l'ho letti così, ma non sono uno slavista. Mi spiego? Quello per cui che trovo uno scandalo notevole dal punto di vista della serietà accademica è che uno possa diventare un specialista o dichiarato tale di medioevo, non importa se greco, latino, quel che l'è, senza sapere la lingua. Questo è un imbroglio, è un puro imbroglio, perché ti metti nelle mani del traduttore, mentre devi leggere le fonti direttamente, se no sei un buffone. Allora, è la stessa cosa, io vivendo in università cattolica e avendo tra le mie attività più regolari quella di litigare coi preti, attività ormai standard per me da decenni, devo dire che trovo ridicolo che ci siano sedicenti biblisti che non leggono le lingue. Questa è una cosa che non funziona, ma è il discorso del professionista. Ancora una volta insisto su questa faccenda: un conto è l'educazione generale, un conto è il professionista. Allora, ciò che non è ammissibile per il professionista va benissimo per la cultura generale. Il fatto che grazie al professor Raudano eccetera, tanti, e per esempio a Bologna a Ivano Dionigi, a tutte queste cose, e nel mio piccolo gente come me che insegna cultura classica a lingue o a storia o quel che l'è, che ci sia un rapporto costruttivo con la cultura antica e medievale, molto bene, ma non educhiamo specialisti, è un'altra cosa. Il mio compito non è in questo caso di tipo professionalizzante, ma di cultura generale, di educazione per la cultura generale. Ti ho risposto, diciamo, un po' petit bonheur de la chance, ma ci capiamo, insomma. Bene? Oh, domanda medica. No, non è una domanda medica, ma una domanda musicale. da non classicista e da non letterato, ma sì, semplicemente da amatore. Io il tuo libro l'ho letto, questi sviluppi mi hanno chiaramente affascinato. Ho un'osservazione e una domanda. L'osservazione è questa: il progetto di uso generale della cultura latina che proponi, oltre che affascinante, penso che sia un progetto che in qualche modo parta da zero, cioè ha poco a che vedere con quello che è stato il latino, sì. Cioè il discorso Gramsci è stato, sì. Io stesso, che anch'io ho fatto la vecchia scuola media separata, ho fatto latino, sono grato a questa cosa perché mi ha lasciato un contatto con la classicità che al di fuori del mio percorso poi mi sono tenuto. Giorni fa avevo in mano
i Vangeli tradotti in latino, la Vulgata, e li leggevo correntemente, ero molto contento, e anche un pochino il greco, lo leggevo, il Vangelo di Giovanni in greco lo capisco, e ero veramente contento. Beh, questo è bello. Al di là di questa contentezza, il progetto tuo invece di generalità è nuovo. Sì. Credo che sia da inventare, cioè lo state inventando. Non è nuovo dire. negli Stati Uniti. Ok, per noi è nuovo, Sì. per noi europei è nuovo, ma è significativo che sia nuovo in Europa. Sì. E ha poco a che vedere con certi discorsi revanchistici sul latino attuali. Ma l'hai È detto l'opposto, all'inizio. è l'opposto, Esattamente l'opposto. Sì. E a parte questa osservazione, ti chiedo una curiosità. Il parallelo, anzi il non parallelo tra il latino medievale, tardo-antico e medievale e l'inglese, cioè il non parallelo. Mi veniva un'osservazione: se andiamo un po' più indietro, ma di poco, il discorso inglese era forse più affine al greco della Koiné. Assolutamente. Ecco, perché quello mi sembra il parallelo. Il latino è altra cosa. Certo. Per la Koiné, tra l'altro, è mediterranea, non è anche europea, ma è mediterranea, ma soprattutto è la lingua di qualcuno che la parla. Quindi quello è l'inglese, corretto? Scusa Marcello, ma fa piacere sapere che non scrivo solo per i muri, ti ringrazio molto. Se mi posso permettere, un mio antico studente, attualmente valido studioso nel campo delle lingue moderne, che mi scrive: da tuo ex studente posso confermare l'efficacia dell'idea sullo studio del latino in prospettiva storica, ma hai imparato tanto sulla storia della cultura europea come nel tuo corso. Beh, vuol dire che qualcosa resta, insomma. Si è collegato da Milano. Voleva venire, però c'era l'allerta, quindi sono totalmente d'accordo su questo. Cioè il greco internazionale era la lingua di qualcuno che poi diventava la lingua di tutti, mentre l'inglese di oggi, scusate l'espressione che è troppo usata, troppo politicamente carica, ma quando c'è vo', come si dice volgarmente, l'inglese di oggi è colonialismo culturale. Lo so che è dura la cosa, ma è colonialismo culturale. Mentre il latino internazionale, come ha scritto un mio collega, oltretutto professore di spagnolo, non di latino, Roger Wright di Liverpool, ha scritto: il latino internazionale era the second language for everyone and the first language for no one. La seconda lingua di tutti e la prima lingua di nessuno. Questo, secondo me, è la differenza, insomma, rispetto all'inglese di oggi, che, ripeto, amo tantissimo, e molto più delle altre lingue che parlo. Ma su questo tutto a posto, direi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi e soprattutto grazie al professor Milanese. Vi dico solo che lunedì 27 ottobre ci sarà un'altra parte del convegno sulla Liguria e il mare. Antonio Di Natale e Tommaso Gaggero parleranno di le nuove sfide del rumore antropico sottomarino e gli effetti sulle specie pelagiche, e nello stesso pomeriggio Simona Candiani parlerà di valutazione dell'impatto del rumore marittimo su invertebrati marini di rilevanza ecologica. Questo dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Siamo proprio un'accademia varia. Sì.